in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali con lo sportello pensionati. Vediamo chi sono gli ospiti di oggi con noi in studio. Un graditissimo ritorno, anzi due graditissimi ritorni. Flavia Blasic dell'FNP CISL di Udine e Tommaso Bigliani, segretario regionale della FELSA CISL. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bentornati. No? Ben Flavia, rivista. È da un po' che non calchi le scene. Un mese circa. Solo? Sì, mi sembrava tanto. Anche un mese e mezzo potrebbe essere. E Tommaso invece è passato qui da noi un annetto fa. Vediamo un po' quella che è la situazione, visto che appunto la FELSA CISL si occupa di lavoro somministrato. Un lavoro somministrato che sta prendendo sempre più piede in questo ultimo periodo. E tra l'altro questo lavoro somministrato ha due caratteristiche, perché da una parte ci sono le richieste di lavoro da parte di disoccupati, le richieste di lavoro per periodi anche piuttosto brevi, dall'altra invece c'è la carenza di personale specializzato per determinate professioni. Così in soldoni, no? Delineato, certo. no? Quella che è la situazione generale praticamente certo. del comparto. Sì, cioè soprattutto dopo la pandemia. Cioè, la pandemia ci ha restituito nell'ultima parte del 2021 e lo stiamo vedendo ancora in maniera più marcata in questa prima parte del 2022, un mercato sempre più, diciamo, polarizzato, diciamo spaccato. Per cui abbiamo effettivamente tante polarizzazioni anagrafiche, di genere, fra settori diversi, fra tipologie contrattuali, e noi ovviamente siamo in quella parte un po' meno fortunata delle tipologie contrattuali, ma soprattutto una grandissima, fortissima polarizzazione fra competenze che ci sono e sono forti e competenze che non ci sono. Quindi abbiamo chi fa molta fatica a collocarsi e si rivolge alle agenzie di somministrazione accettando anche quelli che sono i più precari dei lavori, brevissimi, part-time, più delle volte involontari, mal pagati, perché oggettivamente fatica a trovare altro. E abbiamo poi aziende che si rivolgono alle stesse agenzie per cercare personale, insomma, molto qualificato, e qui non siamo più in un mercato del lavoro fatto di, come posso dire, forza fisica, ma di competenze anche di valore, e queste competenze non si trovano. Quindi è difficile in qualche modo portare al di fuori della precarietà i primi attraverso anche in qualche modo posti di lavoro più qualificati che si offrono a chi ha quelle competenze che oggi non troviamo. Cioè chi ha quelle competenze oggi, ammesso che perda il lavoro, lo ritrova in 15 minuti, per cui è complicato in qualche modo indirizzarlo alle aziende che cercano. E questo sta a significare come effettivamente è cambiato il mondo del lavoro, ma è cambiato repentinamente, quindi non eravamo preparati a queste mutazioni, no? così veloci. D'altra parte è sempre più richiesta l'innovazione tecnologica, bisogna essere veloci nel trovare nuove soluzioni, ma trovami tu le persone effettivamente preparate per affrontare determinate situazioni. Assolutamente no. E sì, trasformazioni che in qualche modo forse erano già in atto prima, no, della pandemia. Esatto, il lockdown inevitabilmente è stato un detonatore fortissimo, i lockdown, e anche qui hanno fatto emergere tutte quelle che erano le lacune anche delle aziende, anche dei sistemi aziendali, no? Per esempio per lo smart working, che in qualche modo non è stato possibile per tutti allo stesso modo, anche per quei lavori in linea teorica fattibili in smart working. Ma per molti, laddove era fattibile farlo in smart working, o sono mancate le infrastrutture, pensiamo a chi vive in Alta Carnia o anche in tante parti, insomma, della zona udinese più periferiche, o appunto, come dicevi giustamente, mancano le skills, le competenze. Come dire, noi ci troviamo a fare
progetti di riqualificazione professionale, magari pensando al magazzino del futuro che richiede tutta una serie di software, e però partiamo da persone che non hanno mai utilizzato Excel o come dire, un pacchetto base di informatica, per cui il lavoro da fare è sempre enorme per cercare di fare quel percorso che stiamo cercando di sollecitare, appunto per portare chi oggi fatica a collocarsi verso quelle aziende che effettivamente cercano competenze di un certo tipo e che non riescono a reperire. Che poi anche il lavoro agile ha le sue difficoltà. Ha le sue difficoltà e ha i suoi limiti, in primis culturali, cioè tanto da un punto di vista, anche qua, aziendale, tanto quanto da un punto di vista delle persone, perché lavoro agile non è telelavoro, insomma ce lo siamo detto 1000 volte, no, in questi 2 anni, cioè non è faccio dal computer di casa, sul divano, in poltrona, quello che farei nel computer dell'ufficio. Devo cambiare modo di lavorare, cioè devo immaginare di lavorare non più in base alle ore, in base no, in qualche modo al carico effettivo, quante ore timbro e stimbro il cartellino, ma io devo realizzare un progetto, devo realizzare degli obiettivi col tempo che mi occorre, negli spazi che sono più opportuni, ed è un limite anche parte datoriale, perché l'azienda invece pretende comunque di farmi fare lo smart working e dal momento che mi retribuisce allo stesso modo pretende lo stesso numero di ore, quando magari a me ne bastano meno o potenzialmente me ne servirebbero anche di più, quindi un'apertura rispetto a questo sarebbe Sì, comunque benefica è per tutti. difficile da regolamentare. Perché... Non è affatto una banalità. Certo. E comunque adesso per il futuro c'è la necessità di avere, no, maggiore chiarezza anche per quanto riguarda il lavoro agile. Assolutamente, assolutamente. Sicuramente verrà sempre più ripreso nei contratti collettivi, insomma dovrà essere regolamentato perché non può essere rimesso così alla fantasia del momento e del giorno e delle persone. Facciamo l'identikit delle persone che si rivolgono alle agenzie, che hanno appunto la necessità di trovare lavoro e che si adattano praticamente, che prendono tutto quello che trovano, come mi dicevi, no? Sì, ma allora... Cioè, vediamo l'altro caso, l'altro aspetto, no? Sì, in generale il nostro mercato del lavoro, somministrazione Friuli Venezia Giulia, parliamo di fine 2021 che sono gli ultimi dati che abbiamo, è composto circa 60% uomini, 40% donne. In realtà, contrariamente a altri settori del nostro mercato del lavoro, non sono state le donne a pagare in termini occupazionali di più, anzi l'incidenza percentuale delle donne sul totale è aumentata. Il problema è di natura qualitativa anche lì, cioè abbiamo meno ore lavorate, più part-time, stipendi più bassi, eccetera. E invece hanno pagato molto lo scotto i giovani, nel senso che percentualmente le fasce under 25, under 30 sono quelle che hanno perso più terreno da quel punto di vista. E, diciamo così, creare un identikit in questo mercato però sono così... quelle che hanno più possibilità di reinventarsi, no? Di prepararsi. Sì, o di fare percorsi è diversa la situazione diversi. di un cinquantenne che perde il posto di lavoro e che quindi prende tutto quello che capita. Un giovane ha il tempo di riqualificarsi e di trovare nuove strade, in sostanza. No, esatto. Poi, ecco, all'interno di questa ripartizione, infatti, come dire, questa è la connotazione generale del mercato. Poi, appunto, la fascia di chi ha fatto tutta la vita un certo percorso lavorativo e che oggi si trova espulso, quindi cerca l'agenzia per trovare un altro lavoro, ma non necessariamente ha un percorso così robusto, per cui è nella categoria più debole, se vogliamo. I giovani al di fuori di un percorso scolastico, appena finito un percorso scolastico, si rivolgono alle agenzie spesso perché è l'unico strumento che conoscono e tante volte però appunto non è detto che il loro percorso scolastico sia così spendibile. Penso oggi per esempio a chi viene dal mondo alberghiero, ristorazione eccetera, difficilmente va a collocarsi in quel settore per un tema sostanzialmente retributivo e ovviamente necessita di un percorso per fare altri tipi di lavori. Sicuramente le donne hanno un tema anche qua di necessità sicuramente di andare verso il part-time, perché ancora oggi non siamo in grado di fornire dei servizi alla famiglia che garantiscano la conciliazione vita-lavoro, per cui vanno sul part-time e io sui qui lavori. farei proprio intervenire Flavia. Purtroppo una delle principali cause della mancanza di nascite è proprio questa, cioè l'impossibilità di trovare un lavoro adeguato che
che possa essere conciliato con quelle che sono le necessità familiari. Purtroppo questo è un problema gravissimo, perché negli ultimi 30 anni in Italia c'è stato un calo di 5 milioni di nascite, cioè stiamo parlando di una situazione gravissima e che non troverà sicuramente nell'immediato soluzioni dall'oggi al domani, perché servono naturalmente asili nido, servono più servizi, serve naturalmente una considerazione diversa della donna riguardo alle aspettative lavorative, cioè proprio come aspettativa sociale sto dicendo, perché attualmente purtroppo in Italia la condizione femminile, come diceva Tommaso, le donne cercano sempre dei lavori part-time. Perché? Perché non essendoci possibilità di asili nido, di assistenza degli anziani, di veramente mancanza di servizi, sono costrette ad accettare delle condizioni lavorative che sono discriminanti nel confronto dei maschi ovviamente, e che praticamente le porteranno ad avere pensioni inferiori. Poi dobbiamo anche dire che il cambiamento delle condizioni lavorative, così come ha detto Tommaso, incideranno negativamente sul sistema pensionistico, perché questi ragazzi che si adattano ad accettare situazioni di lavoro inadeguate, mal pagate, eccetera, verseranno anche pochi contributi. Allora noi ci troviamo in una società, in un contesto sociale dove nel 2050 la popolazione sopra i 65 anni sarà superiore alla popolazione attiva. Quindi bisognerà cominciare già adesso, infatti col PNRR, ma francamente essendo subentrata la guerra, essendo subentrata l'inflazione, eccetera, non so come potranno veramente far fronte a tutte le aspettative che avevamo. Francamente la situazione è molto grave, perché bisognerà pensare ad una new generation non fatta di giovani, ma fatta per metà di anziani, e quindi accanto agli asili, le scuole, le università, i centri di formazione, eccetera, serviranno anche istituti per l'assistenza, serviranno forme diverse di assistenza, perché le case di riposo così come sono adesso non vanno bene. L'abbiamo visto oggi sul giornale, no? Che c'è quello che è capitato, perché oltre al maltrattamento fisico ci sono altre forme di costrizione, lo sappiamo benissimo, farmacologiche o anche fisiche. Sappiamo benissimo che le case di riposo costano attualmente come un albergo a 5 stelle, ma alla fin fine si rivelano dei centri dove praticamente le persone sono recluse perché non possono vedere, specialmente col Covid abbiamo visto quello che è successo. Quindi bisogna pensare anche a forme di assistenza diversa, perché poi ci sarà un aumento di malattie croniche, avremo bisogno appunto di assistenza a persone che hanno il diabete, che hanno problemi cardiaci. Ci sarà un incremento della spesa sanitaria. Ecco, quindi un aumento della spesa sanitaria, dei centri sanitari adeguati. Sappiamo benissimo che le donne vivono di più rispetto agli uomini, ma sappiamo benissimo che rispondono in maniera diversa al sistema sanitario, cioè le medicine hanno un effetto diverso, no? Quindi si comincia già a parlare di medicina di genere. Sì. Sappiamo bene che ci sono problemi, per esempio, di assistenza di medicina che riguarda i problemi mentali, perché fino adesso non sono stati presi in considerazione, però abbiamo visto che col Covid sono emerse anche queste situazioni di gravità, infatti è stato istituito il bonus, eccetera. Quindi la situazione, il cambio delle condizioni lavorative, così come le ha spiegate Tommaso, ma veramente è una situazione che sta cambiando completamente il mondo del lavoro, andranno ad incidere negativamente. Quindi questo, insieme alla denatalità, francamente ci porterà ad avere una società completamente diversa dal modello attuale e alla quale dovremmo provvedere in maniera diversa da come ci comportiamo adesso. Sì, e non guardare con pessimismo cosmico come stiamo facendo. Purtroppo non è pessimismo. Se guardiamo le proiezioni, perché sai, io dico, era per fare una battuta per nei secoli il genere umano ha trovato sempre il sistema di adeguarsi, no? Nei secoli, a ogni carestia, a ogni pestilenza, a ogni guerra, c'è stata una reazione. Però il PNR ce l'abbiamo qua adesso e abbiamo 6 mesi. Quindi sfruttiamolo bene. E dobbiamo decidere adesso. E se guardiamo le proiezioni, bisogna che veramente adottiamo dei provvedimenti veramente seri. Ecco.
Flavia, dobbiamo farci una piccola pausa dopo queste riflessioni che ho cercato un momento, no, così di rendere un pochino più leggere, perché effettivamente se ci pensiamo, no, se andiamo a pensare bene, altro che pessimismo cosmico. Non è, purtroppo è realismo. E dobbiamo effettivamente, a prescindere adesso dalla battuta, va ripensato molto bene il futuro dei nostri, soprattutto dei nostri figli. Sì. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità. Ovviamente posso dare il via alle telefonate 0432 57 3517 e potete cominciare a inviare sms, solo sms a questo numero al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, vedo che abbiamo già una telefonata pronta, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sono una signora di Monfalcone. Buonasera, prego signora. Volevo intanto innanzitutto volevo dirvi complimenti per la trasmissione, quella è la prima cosa. Grazie. Siete molto gentili. Grazie. Poi volevo chiedere, io ho mia nipote che lavora, povera perché è stata sfortunata, gira di qua di là ma trova poco lavoro, adesso è un periodo che sta lavorando, adesso lavora a nero e la padrona la vuol mettere in regola dal 1° di giugno fino al 31 di agosto. Volevo chiedere, ha diritto di avere la NASPI o dopo facendo la domanda o no? Sentiamo dall'esperto in lavoro somministrato. Sì. Allora, perché questo è il classico caso, no, di lavoro somministrato, o perlomeno no, cerca qui, cerca là, sarà andata da qualche parte, è andata si è rivolta a qualche agenzia, signora, per trovare? No, le hanno trovato da passaparola in un campeggio. No, vabbè, diciamo che comunque ha detto dal 1° di giugno a fine agosto, giusto? Fino al 31 di agosto, adesso sta lavorando, però lavora a nero. Non sta lavorando, va bene. E dal 1° di giugno al 31 di agosto, se lavora con contratto regolare, avrà diritto poi alla disoccupazione, perché bastano, oddio, dovrebbe fare un po' di conti, ma ci servono 13 settimane di contributi versati. Ho capito. Nel Quindi, frattempo che si in realtà bisogna lavoro, contare bene bisogna contare bene le settimane, poi però anche trovasse 3-4 settimane dopo si sommano, per cui in realtà non... Okay. Va bene. Va bene. La ringrazio e di nulla, grazie a lei signora per aver chiamato, buonasera. Abbiamo anche un messaggio, ci ha scritto 4 volte la signora e nell'ultimo messaggio mi ha scritto: ho aggiunto un cuoricino a buonasera. Avrei bisogno di un'informazione, percepisco da novembre 2021 la pensione di vecchiaia, ossia 812,74 € lordi al mese per 13, che corrispondono a 10.565,62 centesimi. Vorrei sapere se mi verrà decurtato l'importo di reversibilità. Sono vedova da ormai 7 anni. Grazie e buon lavoro. Allora, fino a 19.000 € non dovrebbe esserci nessuna decurtazione, perché praticamente le riduzioni cominciano per gli importi superiori. Quindi lei dovrà, non so, percepirà già, penso, il 60% di quella che era la pensione del coniuge, di suo marito, penso, no? Ecco, quindi fino a 19.000 € lordi non dovrebbe avere nessuna riduzione. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Caduta la linea? Sì, evidentemente. Comunque noi siamo qui, quando vuole può richiamarci, va bene? Attendiamo la richiamata. E allora ci siamo lasciati, siamo andati in pubblicità parlando di pessimismo, ritorniamo dentro in questo alone di pessimismo per quanto riguarda le pensioni. Ma quanto tempo è? Non si sa nulla, è tutto fermo. È tutto fermo
perché ci sono altre priorità, chiaramente. È comunque una riforma che dovrà essere affrontata, dovrà essere, per noi è fondamentale che venga superata la legge Fornero. Si parla comunque di un massimo di 41 anni, però il governo ha proposto 64 anni di età. Poi c'è la proposta del presidente dell'INPS Tridico, che prevede addirittura la possibilità di andare prima in pensione col contributivo e poi al raggiungimento del 67° anno di età verrebbe rifatto il conteggio della pensione dovuta. E questa francamente non è proprio una soluzione che noi amiamo, però diciamo che ci sono buone prospettive per l'APE Social, infatti sono state ampliate le graduatorie per poter accedere all'APE Social, sono entrati appunto anche gli insegnanti adesso, e poi l'opzione donna sembra che debba rimanere, però anche qui vogliono aumentare l'età, quindi non 58-59 ma magari aumentare l'età. E questo non è proprio il massimo, ma diciamo, no? I tavoli continuano? I tavoli continuano, ma con rilento. Io lo chiedo adesso, spesso, perché dico, ma i tavoli qualcosa, continuano, ma chiaramente con rilento. Adesso chiaramente ci sono, diciamo, tante che altre priorità. hanno anche, diciamo, premura, perché devono comunque adottare dei decreti per raggiungere quelli che sono gli obiettivi previsti dal PNRR, perché chiaramente l'Europa ci sta spronando, perché noi tra l'altro siamo quelli che abbiamo preso tutta la nostra quota insieme con la Grecia e la Romania, altri paesi hanno preso meno soldi, sappiamo benissimo che arriveranno questi tanti soldi come non abbiamo mai visto, ma sappiamo che dovremo anche restituirli per una parte e quindi adesso in questa situazione che è difficile perché l'inflazione ha complicato di molto la situazione economica. È arrivato un messaggio: sulla busta paga di maggio ho ricevuto un foglio con su scritto esonero VS. Cosa significa? No, esonero IVS. Cosa significa? Non so, potrebbe essere la riduzione dello 0,80 contributivo che è stato previsto dalla legge finanziaria sugli stipendi lordi che sono inferiori a 2.680 euro. Potrebbe essere questo. Stiamo parlando del lavoro dipendente, no? Sì, perché dice privato. Sulla busta paga di maggio, sì. Quindi se parla di busta Sì. paga... Potrebbe essere, busta se paga ha uno dipendente. stipendio lordo, se ha uno stipendio lordo inferiore a 2.680, potrebbe essere la riduzione dello 0,80 che è prevista appunto dalla legge finanziaria. E a questo proposito voglio dire riguardo al bonus 200 che verrà corrisposto nel mese di luglio a tutti i lavoratori dipendenti, pensionati, ma non solo, ma anche a quelli che percepiscono la NASPI, e anche il reddito di cittadinanza, però con delle precisazioni. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza va detto che il bonus verrà corrisposto a un solo componente della famiglia. Ah, ecco perché all'inizio si diceva, perché ne abbiamo parlato nelle ultime 2 puntate, cioè per tutti, però ci saranno delle limitazioni. Sì, effettivamente delle limitazioni. Ci sono poi, delle voci. Per quanto riguarda il lavoro dipendente, dobbiamo dire questo, che verrà corrisposto sì a tutti quelli che hanno un reddito inferiore ai 35.000 euro, purché, a proposito della riduzione, abbiano avuto questa riduzione dello 0,80 contributiva almeno in un mese del primo quadrimestre 2022. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che nel periodo da gennaio ad aprile almeno in un mese devono aver percepito meno di 2.680 euro lordi. Questa è la condizione, perché se hanno anche un reddito inferiore a 35.000 ma non hanno questa condizione non prenderanno il bonus. Altra cosa che secondo me è molto grave, speriamo che il decreto possa avere delle correzioni in fase di tramutazione in legge, riguarda il personale della scuola incaricato, quello che ha l'incarico fino al 30 di giugno. Questi, non essendo a lavorare il mese di luglio, non percepiranno il bonus
Non solo, ma sì, perché è previsto nella busta paga di luglio. Quindi loro, ma non solo, se hanno finito ma di anche lavorare, se dopo d'agosto saranno in NASPI, non Sì. percepiranno lo stesso, perché il decreto prevede che siano in NASPI da giugno. sì, quindi rimane Quindi quel questa è periodo lì un'anomalia sì. che riguarda il personale della scuola ed è un'ingiustizia. Speriamo che venga sanata quando il decreto si tramuterà in legge. Speriamo, perché così non va bene, no? Ecco, questo Speriamo è, che vengano apportati sì. no, i correttivi adeguati. Ecco, questa è la comunicazione che appunto, le precisazioni sul bonus. Vorrei ritornare a Tommaso, perché Tommaso ha dei dati per quanto riguarda i giovani, no? Anche questi di grande ottimismo, no? Di grande grande ottimismo. positività. Oggi, ecco. No, ricollegandomi al tema previdenziale, no, che citava Flavia prima, sì, giustamente si ricordava come oggi la discontinuità occupazionale e reddituale avrà delle ripercussioni. Ma a me capitava in questi giorni di leggere dei dati di Forum Nazionale Giovani, che fa ogni anno il suo report sull'occupazione giovanile, che da questo punto di vista danno da pensare. Cioè abbiamo un dato, innanzitutto, per cui a 5 anni dalla fine del percorso di studi un giovane ha lavorato mediamente 3 anni e mezzo, il più delle volte con contratti comunque molto parcellizzati, e questo ha dei riflessi oggettivi da un punto di vista anche della futura pensione. Beh, ma questa non è una cosa solamente di adesso, perché anche, certo. in passato. Però si sta aggravando sicuramente dopo la pandemia, perché comunque dopo la pandemia si è ulteriormente caratterizzato il mercato del lavoro per un aumento della disoccupazione giovanile. Siamo aumentati ancora nell'area OCSE, siamo diventati secondi, per cui... E soprattutto l'altro tema è quello dei redditi medi annui lordi, che fino a 25 anni abbiamo un reddito medio di 9.500 euro lordi, 9.500, e dai 25 ai 29 anni si alza appena a 15.000 euro lordi. Quindi è un tema di, come dire, garanzia sociale futura e di garanzia sociale attuale, perché abbiamo di fatto quella generazione di mezzo che contemporaneamente avrà in carico i genitori, laddove non abbiano viceversa loro una pensione per sostenere, no? E i figli. Quindi abbiamo una generazione di mezzo che in questo momento si sobbarca entrambe la cura di entrambe le generazioni precedente e successiva, e questo è un tema che poi va al di là delle esperienze del singolo, no? È un tema di tenuta di un sistema che oggi come oggi va assolutamente ripensato anche da questo punto di vista e non può non passare attraverso un ripensamento, una in qualche modo risistemazione, una tutela maggiore per quei contratti precari che oggi spesso sono quelli con cui i nostri giovani sono occupati. Ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi. Eccoci qua, eccoci nuovamente in studio. Flavia, abbiamo delle scadenze anche da ricordare, no? Allora, il 7.30? Sì, il 7.30, bisogna dire che il 7.30 praticamente è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate già da lunedì, il 7.30 precompilato, e può essere inviato già col 31 di maggio. Allora, dobbiamo dire che il 7.30 precompilato contiene già dei dati che possono essere completi, diciamo per gli interessati che vogliono spedirlo così com'è, ma per lo più è incompleto perché non sono registrate tutte le spese che dobbiamo portare in detrazione. Quest'anno ci sono tante... Comunque è già una bella base, comunque. Sì, no? Sì, c'è una novità comunque riguardo alle detrazioni, soprattutto per quanto riguarda le ristrutturazioni, eccetera. Comunque i nostri CAF hanno cominciato a prendere appuntamenti già da aprile. Ricordiamo che l'invio del 7.30 deve essere fatto appunto entro il 30 di settembre. Ho 57 anni, ho 38-39 anni di contributi, sono in NASPI da gennaio 2021. Potrò andare in pensione con opzione donna nel 2023? Allora, l'opzione donna abbiamo detto che bisogna avere comunque 58 anni, ma compiuti entro, per quanto riguarda la situazione attuale, entro il 31 dicembre 2021. Quindi è già fuori. Non venga prorogata.
Ad oggi non c'è notizia di No, proroga. Infatti pensiamo che verrà prorogato, si suppone, ma per il momento non c'è. E si prevede anche un aumento dell'età. Quindi se la signora non ha compiuto i 58 anni entro il 31 dicembre 2021, se ne ha adesso 57, non può usufruire dell'opzione donna. Mi dispiace. E quindi è in NASPI da gennaio 2021. Sì. Potrò andare in pensione con opzione donna nel 2023. Mi pare un po'... No, intanto devono essere 35 anni di effettivo servizio, mi pare, e poi comunque non ci siamo con l'età, purtroppo. Auguriamoci che opzione donna la possano, prorogare. La possano Speriamo che sì. E poi c'è anche un'altra, mi dispiace proprio per la nostra telespettatrice che ha chiamato, purtroppo e comunque dobbiamo ricordare che l'opzione donna comporta la pensione calcolata col contributivo. Però vedi, la signora è in NASPI. Col contributivo. La signora è in NASPI. Sì, ho capito che quindi in NASPI potrà rimanere per quanto tempo? Al massimo 2 anni. Al massimo 2 anni, quindi arriva 2000 è in NASPI lei dal 2021, no? Che tra l'altro è giovane, quindi, perché ha 57 anni, ha detto. Da gennaio 2021. La NASPI tu la percepisci per la metà degli anni che hai lavorato negli ultimi 4, quindi al massimo 2. Bisogna vedere, da gennaio 21 in ogni caso è... Quindi lei nel 2023 anche ammesso che ne abbia 2 interi è prossima, comunque alla fine... Però nel frattempo, mentre aspetta... Perché tanto la pensione, pur essendo in NASPI, si matura comunque, no? Lì rimane come? Ovviamente una strada... È che... Sono queste le problematiche, no? Perché uno rimane così... Sì, però purtroppo è giovane, no? È quello che dicevamo prima, no? Poi purtroppo è uno di quei casi in cui poi mi auguro che la signora insomma trovi un lavoro qualificato, ben retribuito e quant'altro, però purtroppo poi a un certo punto ci si deve accontentare anche a fronte di un percorso lavorativo bellissimo e pieno di capacità e cose, e cambia, ti fallisce l'azienda, succede qualunque cosa e ti rivolge a un'agenzia che non sempre in qualche modo, ecco, ci sono i casi virtuosissimi, ci sono i casi purtroppo in cui ti devi accontentare. Ed è un speriamo che le cose cambino, che possa andare con opzione donna, altrimenti dovrà ricorrere al reddito di cittadinanza. Sì, però se aumentano chiaramente l'età si fa sempre riferimento all'anno trascorso. Certo. Questo è il problema. Mancano pochi minuti alla chiusura della trasmissione e dobbiamo parlare anche del bonus idrico che scade, il 30 giugno, la possibilità. Scade la data per la presentazione della domanda. La domanda viene fatta sul sito dell'Agenzia delle Entrate, bisogna entrare con lo SPID chiaramente, ed è un bonus che arriva fino a 1.000 euro e riguarda l'efficientamento della rete idrica, perché praticamente si tratta di aver cambiato quindi, non so, i sanitari, sostituiti quelli in ceramica con quelli di nuova generazione che hanno scarichi d'acqua inferiori, per esempio rubinetti, le docce, eccetera. E sono stati stanziati 20 milioni, i contributi vengono corrisposti naturalmente con scadenza a seconda della presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei 20 milioni. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Siamo quasi in chiusura, purtroppo. Prego. Buonasera. Velocemente. Sì. Io sono in pensione dall'ottobre 2021. Sì. Ho una pensione di 611 euro mensili con 20 anni circa di contributi. Mi chiedevo se ho diritto alla 14ª. Sì. Se ha diritto alla 14ª? Penso proprio di sì, con quell'importo, penso proprio di sì. E comunque la 14ª viene corrisposta in automatico, non deve essere fatta domanda. Cioè, quindi, va bene. Ecco. Va bene, non perché viene familiare. corrisposta praticamente compilando il modello RED che bisogna comunque compilare ogni anno, ecco, e viene corrisposta in automatico. Ma il modello RED viene richiesto direttamente dall'INPS? No, bisogna andare, perché l'INPS ormai non chiede più nulla e non manda più nulla, bisogna andare al patronato e compilarlo. Ho capito. Va bene, grazie mille, grazie a lei signora per aver chiamato, buonasera. Siamo in chiusura, non posso fare altro che salutarvi.
Grazie. Bene. Grazie Arrivederci a per l'invito. tutti. Alla allora. prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Non aspettare Volentieri. Tommaso un anno per tornare. Quando Non volete. aspettare. Allora, grazie a Tommaso Bigliani, che ricordiamo essere il segretario regionale della FELSA CISL, e grazie a Flavia Blasige dell'FNP Arrivederci. CISL. E buona serata a Udine. tutti. Ci vediamo la Buona prossima serata. settimana, sempre alle 18:15 puntuali, mi raccomando. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.